orgoglioso di avere qua una rappresentanza dell'AIA Veneto, una rappresentanza significativa perché è formata come dicevo prima, dal vicepresidente, da un componente del CRA, dal rappresentante delle sezioni AIA e soprattutto dai giovani arbitri. Credo che mi sia permesso, Andrea, venite pure qua, Andrea, Federico e Matteo. Credo mi sia permesso dire che questi giovani arbitri sono stati oggetto di situazioni non belle, sicuramente non consone, eppure sono qua, hanno accettato il nostro invito e ci fanno piacere, molto piacere, perché questo, al di là di un applauso che vorrei immediatamente per questi giovani ragazzi, questo sta a significare che tutti noi dobbiamo dire grazie a loro. Senza arbitri non andiamo da nessuna parte, soprattutto i più giovani, noi vogliamo perderli, vogliamo aiutarli, noi assieme a loro, noi assieme ai giovani arbitri, che non succeda più una stagione come questa in Veneto, non può esistere nel modo più assoluto. Quindi grazie ragazzi, grazie di cuore. Io chiedo scusa per tutto quello che è successo, vi chiedo scusa ma di cuore, e quindi non so che dire, sono anche un po' in imbarazzo perché mi sento un po' in colpa, però chi mi conosce sa che tutto il consiglio direttivo si impegna in questo e ci impegneremo ancora di più perché dobbiamo fare molto di più, ma dobbiamo essere seguiti dalle società. Guardateli dopo questi ragazzi che verranno premiati e ditemi se è possibile fare delle azioni violente nei loro confronti. Io adesso passerei in rappresentanza del CRA Veneto la parola al Andrea Marangon, che è il vicepresidente del CRA. Sì, buongiorno a tutti. Come ha già anticipato il Presidente Beppi, vi porto i saluti del Presidente del Comitato Regionale degli Arbitri Tarcisio Serena, che oggi non è qui con noi perché è in Calabria per un altro evento istituzionale. Con me i saluti anche di Federico, il componente del Comitato Regionale, e di Matteo, che è il rappresentante dei Presidenti delle sezioni venete. A nome di Tarcisio, a nome mio, a nome di tutto il movimento arbitrale veneto, un grande grazie a te Beppi, a tutta la tua squadra, perché non solo per l'invito di oggi, ma anche e soprattutto per la grandissima vicinanza e l'affetto che da sempre ci hai dimostrato e continui a dimostrarci. E l'invito qui oggi è un grande esempio di questo. Ci piace anche congratularci con tutti voi che oggi venite a festeggiare un meritatissimo traguardo, quindi congratulazioni a tutti voi. Questa è una giornata di festa, permettetemi una brevissima considerazione a nome nostro. Avrete letto, perché la cosa ha avuto una risonanza, un'eco mediatica importante, di quanto accaduto ad Arezzo domenica scorsa. In un contesto di un torneo giovanile Under 13, sottolineo Under 13, un arbitro di 18 anni è stato al termine della gara raggiunto in spogliatoio dal genitore di un calciatore, è stato chiuso all'interno dello spogliatoio ed è stato aggredito, colpito con una sedia, ha subito la rottura di una costola, è stato morso ad un braccio e ha l'ecchimosi e i lividi al braccio, oltre a schiaffi e pugni, fin quando il soggetto non ha ritenuto che fosse sufficiente ed è uscito lasciando l'arbitro a terra nello spogliatoio. Abbiamo sempre pensato in Veneto, ma permettimi di allagarmi nel nord-est, che questi fenomeni fossero un qualcosa che caratterizzava altre latitudini. Purtroppo negli ultimi 2 anni il numero di questi episodi è aumentato in maniera esponenziale e quest'anno abbiamo contato 26 episodi di violenza ai danni degli arbitri nel campionato. Tenuto conto che le giornate sono 30, un rapido calcolo matematico ci fa capire che ogni domenica di fatto noi riceviamo la chiamata di un arbitro che ha subito violenza. Ogni domenica. 5 di questi 26 casi, e qualche ragazzo qui oggi, sono stati così gravi da rendere necessario il ricorso al pronto soccorso ed una refertazione medica.
Ora, io vedo tantissimi dirigenti qui e anche tanti giovani e mi fa piacere. E allora io sto parlando, ma faccio una domanda a voi. Se vi dovessero chiamare la domenica sera per dirvi che vostro figlio o vostro nipote è stato oggetto di violenza in una gara di calcio, cosa fareste? E ai ragazzi, se vi dovessero chiamare per dire che vostro fratello, il vostro migliore amico, è stato picchiato al termine o durante una gara di calcio, cosa direste? Penso che la risposta ognuno di noi ce l'abbia. E allora l'AIA sta lavorando, abbiamo la fortuna di avere un presidente nazionale, lo saprete, che è veneto, Antonio Zappi, e lui sta lavorando. Ieri era a Palazzo Chigi, il giorno prima al Ministero di Giustizia. La volontà che ha trovato concorde le forze politiche in maniera trasversale è quella di estendere anche agli arbitri e in generale ai direttori di gara di tutti gli sport la tutela giurisdizionale che è riconosciuta a medici, infermieri, operatori sanitari, insegnanti, che prevede l'arresto in flagrante in caso di violenza. Questo è sicuramente un passo necessario, fondamentale, che però è un passo repressivo. E allora in questa occasione qui abbiamo chi durante il campionato ha dato il massimo e si è dimostrato i migliori. Voglio fare un ragionamento con voi che vi chiedo di estendere alle vostre società, ma anche alle altre società che non sono qui oggi, che sono la stragrande maggioranza. E dobbiamo arrivare all'arresto o riusciamo a lavorare tutti assieme per sistemare questa situazione che è inaccettabile? Hai parlato del tavolo che hai aperto e noi ti ringraziamo di cuore per quello che tu e il tuo comitato state facendo, però io chiedo a voi di agire, di sensibilizzare tutti i vostri tesserati sul tema. Mi permetto di dire una cosa, abbiamo assistito, se dobbiamo analizzare questi 26 episodi, a tanti episodi causati da tesserati e dirigenti. Per favore, scegliete con cura i vostri dirigenti come noi scegliamo con cura i nostri, perché l'esempio è la cosa migliore che possiamo fare per ridurre il fenomeno. Mi devo correggere perché ho detto ridurre, ma in realtà il nostro obiettivo non è diminuire il numero di 26. Per noi è inaccettabile anche un solo episodio, quindi non è ridurre, è azzerare, e lo possiamo fare solo se ci lavoriamo tutti assieme. Lo sappiamo che sbagliamo, però penso che in una partita, soprattutto lo sbaglio in Serie A, chi non sbaglia in campo, sbaglia l'arbitro, sbaglia l'attaccante porta vuota. Non è una giustificazione per gli episodi di violenza che abbiamo visto quest'anno. E allora io concludo e vi riporto l'eco, l'urlo che arriva da tutti 2504 gli arbitri veneti. Basta, noi non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più e la cosa non solo umanamente dispiace, ma se vogliamo anche dare un riscontro pratico, ci mette in difficoltà anche nel reclutamento e il problema poi ricade su di voi, perché se non abbiamo arbitri non riusciamo a fare le partite. Io ringrazio Betty per questo momento, mi scuso se in un momento di festa ho voluto portare certi temi che non sono propriamente gioiosi, ma era doveroso da parte nostra esprimervi e trasmettervi il nostro sentimento di forte scoramento, di tristezza per quello che è accaduto in maniera così massiccia quest'anno. Io vi ringrazio Carlo Giuseppe, Betty, ringrazio tutti voi, vi rinnovo i complimenti e ci vedremo nei vostri campi a fine agosto, sperando che sia un'annata migliore. In bocca al lupo a tutti e buona continuazione.